Adesso permettetemi di tornare per un attimo nella mia città, ad Iglesias, dove ho iniziato una straordinaria esperienza politica da amministratore, da sindaco, per ben 2 legislature, con un obiettivo che era davvero quello di rappresentare tutti i cittadini. Quella mia esperienza ha trovato un testimone d'eccellenza che è diventato non soltanto un bravo sindaco, ma anche un grande amico mio personale, ma credo dell'intera città e dell'intera comunità del Sulcis Iglesiente. È qui con noi perché ha condiviso questo lungo percorso, non soltanto politico ma anche umano. Do a lui la parola, a Paolo Collu. Grazie Mauro. La rivoluzione, è vero, è iniziata Mauro Pili Iglesias anni fa, non sta partendo adesso, quella era la rivoluzione che è partita politicamente ed è partita dalla mia terra, dove io ho avuto l'onore di continuare quello che Mauro Pili aveva preparato. Però, amici miei, vi devo dire che noi oggi dobbiamo chiederci che cosa ci devono fare ancora. Che cosa mi devono fare ancora perché reagiamo? Perché ci svestiamo da questa calma e reagiamo rivoluzionando tutto. Non dobbiamo cambiare tutto, dobbiamo cambiare tutti, Mauro, non tutto, tutti, perché nessuno oggi è in grado di gestire la politica in Sardegna e a livello nazionale. Ci stanno dimostrando incapacità. Questi signori di destra e di sinistra banchettano a favore delle nostre teste, banchettano su quello che riescono a racimolare, non facendo le cose e non dandoci quello che ci spetta, la continuità territoriale, un fisco che non è più sopportabile, una situazione del lavoro che è diventata insostenibile, i figli che se ne vanno. Io ho 3 figli laureati, uno solo lavora. Bene, questa rivoluzione dobbiamo farla, amici miei, perché questi signori che hanno governato la Sardegna, Soru è stato un disastro che lo ricorderemo per secoli sicuramente, ma anche quello che è venuto dopo, non facendo niente, è stato ugualmente un disastro. Ecco perché dobbiamo cambiare tutti. Dobbiamo cambiare tutti perché abbiamo la volontà di poterlo fare e le capacità di poterlo fare, perché abbiamo vicino a noi un leader capace che ama la sua terra e che deve essere veramente la nostra guida. Solamente così usciremo da questa situazione. Sapete, questi signori mi ricordano quel famoso film, ve lo ricordate, Brancaleone? Quando si incontrano in quella valle e dicono «Donde ite?» Noi andiamo da questa parte senza meta e voi? Noi andiamo dall'altra, anche noi senza meta. Beh, questi sono i politici italiani. Noi dobbiamo cambiare e dobbiamo cambiare con un uomo come Mauro Pili, ma dobbiamo cambiare con gente meravigliosa come voi, perché basta guardare. Si vede che qua c'è brava gente, si vede che qua c'è gente che ha buona volontà, si vede dalla pulizia, dalle figure, dallo stile. Questo deve essere la Sardegna e questo deve essere il nostro motto. Grazie Paolo. Grazie Paolo.